Forti raffiche di vento, l'acqua, la grandine, il cielo non dà tregua e poco dopo le 13 ha di nuovo scatenato la sua furia, colpendo la zona nord di Treviso da Ponzano a Villorba, dove una coltre di ghiaccio si è depositata su campi, giardini, vialetti. Le immagini si riferiscono all'azienda agricola del vice sindaco di Ponzano Michele Favaro, reti antigrandine colme di chicchi sfondati come parte delle coperture delle strutture, campi ricoperti di ghiaccio, allagamenti, scene simili tra le case, a Fontane e Carità di Villorba. Il vento è stato responsabile invece dei danni tra via Pola, via Cavini e via Trieste, tanto da rendere necessario l'immediato intervento di 2 squadre della Protezione Civile e delle pattuglie della Polizia Locale. Situazioni difficoltose da Treviso a Oderzo, anche a Piavon, giardini sottosopra e alberi caduti. E tutto questo mentre nei comuni colpiti dalla violenta grandinata di mercoledì la situazione è tutt'altro che sotto controllo. In questo momento diciamo che, siamo ancora in una fase di emergenza, in cui serve, tanto per capirci, tappare i buchi alle finestre e mettere in sicurezza i tetti. Lo stesso comune è tuttora alle prese con il censimento del patrimonio pubblico. Stiamo ancora stimando, per esempio i danni agli edifici scolastici che, nei prossimi giorni di cui nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro, ma sicuramente, la maggior parte dei cittadini del nostro comune ha avuto almeno, un danno ai propri beni mobili o immobili. Un evento eccezionale per gravità e dimensioni, conclude Maggio, e per questo l'amministrazione sta facendo pressione con gli enti superiori per il riconoscimento dei danni ai cittadini. Documentare, fotografare, procurare preventivi. Per il momento, diciamo non ci sono indicazioni ufficiali, le daremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se appunto avremo la conferma dalle istituzioni responsabili delle procedure da adottare. Ma per il momento certamente documentare.